1° maggio, festa del lavoro che non c'è e dei salari tra i più bassi d'Europa, con inflazione galoppante e cittadini in forte difficoltà e con il sistema povertà diffusa che avanza prepotentemente. Colpa dei governi che vivono nelle stanze auree ben distanti dalla realtà degli italiani e che solo a parole parlano di quell'inflazione che ha fagocitato intere mensilità di stipendi, di precari, di disoccupati che per sbarcare il lunario si inventano e accettano lavoro in nero, spesso senza nessuna garanzia neanche per la propria salute e la vita. È questa la festa del lavoro di tanti, anzi di troppi, di 4 milioni di lavoratori che per esempio hanno un reddito inferiore a 12.000 euro lordi l'anno. Il resto sono in forte affanno e i giovani, per usare un termine preso in prestito dall'allora ministro Fornero, i giovani non devono essere choosy, cioè schizzinosi. Sostiene che quando escono da scuola devono trovare un'occupazione, ma non devono aspettare il lavoro ideale. E i nostri giovani studiano, brillano, acquisiscono titoli universitari ed emigrano, dove quel lavoro, troppo spesso non adeguato alle loro aspirazioni, consente loro di sopravvivere. Diciamo sopravvivere non a caso, perché gli stipendi degli italiani, lo abbiamo detto in premessa, sono tra i più bassi d'Europa e si volatilizzano immediatamente tra affitti, bollette e tasse. E appunto questa è la festa del lavoro di un'Italia in avaria assoluta.